cosa c'è di più bello di finire una settimana lavorativa molto soddisfacente e contro tutte le previsioni che davano brutto tempo per almeno 4-5 giorni, trovare questa giornata qui? Corso a casa, preso la bici e faccio il mio giro solito da Staranzano verso Grado, passando per Fossalon, che è là dietro. Che spettacolo di giornata, bello. Ovvio poi che deve esserci il vento, comunque non sarebbe potuta uscire questa giornata nel pomeriggio senza il vento, quindi per questa volta va bene. Later. Sono arrivato fino a Grado tutto gonfiato, non ho neanche bevuto perché c'è tantissimo vento. Mi è entrato un aereo nell'occhio. Dicevo, non ho neanche bevuto per stare il più possibile chiuso in posizione aerodinamica. Dura, ma un bel allenamento sicuro. Adesso sto costeggiando il percorso della ciclovia Alpe Adria FVG2, faccio un rientro a casa un po' più morbido. Comunque mi sono sparato già 32 km e mezzo a 29 di media, non male. Questo è il sentiero di collegamento della ciclovia FVG2 fra Grado e diciamo Monfalcone. Io lo uso come rientro, ad esempio nel giro di oggi, per tornare da Grado senza fare proprio traffico e stradone sia all'andata che al ritorno. Oh, che bello! Appunto, io arrivo da Grado, andando di qua si va verso l'isola della Cona, verso Monfalcone. Per esempio non ho mai provato ad andare di qua, che è una cosa che farò nelle prossime settimane, non ho la minima idea di dove si arrivi, proverò. Questo pezzo di strada bianca è uno dei miei segmenti preferiti di tutta la ciclovia che va appunto da Monfalcone fino a Fossalone e poi a Grado. È un posto stupendo, c'è una vista incredibile e poi si arriva dal pezzo che ho appena fatto, là in fondo si pedala in mezzo a due blocchi di filari di viti come queste su una strada bianca bellissima, molto pulita. Veramente questo pezzo qua è, secondo me, sottovalutato. Che panorama, spettacolo puro secondo me. Dietro casa, sarò a 10 km da casa, attaccata.
per praticità uso il telefono. Comunque questo qua è uno dei pochi tratti in comune con la strada asfaltata aperta al traffico delle macchine, e ovviamente bisogna farla perché bisogna passare sul ponte per poi rientrare sul sentiero. Si esce qui sul ponte, guardate l'Isonzo in pienissima oggi, ha piovuto un sacco, non so se si sente il rumore dell'acqua, ma è veramente suggestivo. E poi si rientra immediatamente sulla ciclovia, finito il ponte, sulla destra per chi va verso Monfalcone. Per chi arriva dagli Alberoni o comunque da Monfalcone, consiglio qui a questo bivio di prendere la strada in basso, perché si passa sotto al ponte e si esce sulla strada già per rimettersi giusti nel proprio senso di marcia, per comodità. Ovviamente non oggi, perché con tutta l'acqua che c'è la strada è allagata, però il pro tip è appunto uscire di là, essere subito nella carreggiata del proprio senso di marcia e poi fare come ho fatto io adesso per il rientro. Me ne sono accorto solo adesso, ma sto scappando dal fronte del temporale. Spero di non prenderla stasera, vorrei evitare. Vabbè, vediamo se ce la faccio, ma credo di sì. Giro addirittura d'arrivo, bella uscita, diciamo, di chiusura della settimana lavorativa. Sono molto contento, ho tenuto una media super andando a grado, da casa fino a grado, poi ho fatto questo rientro easy, comunque andando discretamente bene, un 27 di media, sì, ma più che altro ho fatto un bel giro per la ciclovia FVG2 Alpe Adria, che mi piace, sempre bello, merita. Fine giro con questo inizio di tramonto, la chiudiamo così. Alla prossima, ciao!